al Salone di Torino, una Sardegna un po' meno conosciuta rispetto alle grandi torri nuragiche, alle grandi tombe di giganti, ai giganti che sovrastano la nostra attenzione. L'incedere delle scoperte archeologiche del periodo nuragico ci impongono attenzione, però chiunque viaggi in Sardegna non può fare a meno di vivere un territorio nel quale alle torri, al paesaggio delle torri nuragiche si alterna chiese, basiliche, monasteri che danno vita ad un mondo molto meno conosciuto, ma che vale la pena conoscere, quello del lungo medioevo sardo. Oltre 6-7 secoli, no? A partire dalla metà del primo millennio sino ad arrivare a quel 1409, no? Della battaglia di San Luri, quel 30 giugno del 1409, che segna l'inizio del periodo tutto aragonese e il periodo pregiudicale e poi quello giudicale, le basiliche romaniche. Sì, sono i due momenti, quello nuragico e quello giudicale, in cui i protagonisti sono i sardi, e quindi questo è un fattore importante. Pochi pensano che in Sardegna non ci siano delle chiese romaniche, proprio perché pensano a una regione povera, per quello che costava allora realizzare queste grandi cattedrali. Invece, grazie alle grandi opportunità che davano all'isola i 4 regni, i 4 giudici che la governavano, che avevano rapporti intensi con tutte le famiglie più importanti d'Europa, portavano in Sardegna grandi architetti, le maestranze per realizzare queste bellissime chiese. Poi sono arrivati gli ordini monastici, sono arrivati tutti praticamente, realizzando bellissimi monasteri, abbazie e in punti strategici per l'isola, contornate da un paesaggio straordinario, e sono rimaste intatte quasi tutte fino ad oggi, fino a oltre 150, una grande intensità di chiese di qualunque tipo, realizzate con materiali diversi tra loro, perché tante sono i tipi di pietra che si utilizzavano in Sardegna in quel periodo, e quindi un grande patrimonio che vogliamo portare alla conoscenza di tutta Europa. Mancano però pagine, sgridiamo gli editori, perché mancano ancora. La casa editrice Carlo Delfino ne ha pubblicate tante, in verità, a onor del vero, quindi le pagine che da Eleonora in su e da Eleonora e il pre-Eleonora, insomma, ne esistono tante. Però è difficile per un non addetto ai lavori arrivare a capire la varietà del mondo, del lungo medioevo sardo. Le carte tematiche sono un'agile didattica per tutti. Intanto diciamo che il lungo medioevo sardo, se oggi lo si conosce, lo si deve ad uno dei nostri più grandi autori, in grande senso di grandezza culturale, che un autore come Francesco Cesare Casula ha dedicato la vita intera a raccontare il grande medioevo sardo, mettendo proprio in evidenza quei famosi 4 giudicati che poi via via col tempo sono diventati, per sintesi lo dico, il Regno di Sardegna, il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana.